La poesia si racconta. Sostieni la cultura e la poesia cliccando il tasto Diffondi cultura sul sito radioraccontiamoci.net. Radio Raccontiamoci quest'oggi presenta Sabrina De Canio, libro di poesie. Di poesie. Libera Nossa Malo. Ecco, noi di Radio Raccontiamoci di solito chiediamo sempre all'autore un po' di trasformarsi in un racconto, no? Quindi Sabrina, se dovesse raccontarsi come poetessa, cosa racconterebbe di sé? Dovrei andare veramente molto indietro, perché io mi ricordo perfettamente il momento in cui ho scritto la mia prima poesia, anche se non l'ho mai raccontato fino adesso. Ero una bambina, ero alle elementari, mi ricordo questa grande finestra della scuola Giordani, forse una lezione troppo lunga, chi lo sa, la maestra parlava, io ho cominciato a guardare fuori dai rami, dalla finestra, ho visto saltare sui rami dei graziosi uccellini che mi hanno reso immediatamente più interessante il tutto, e ho iniziato a scrivere quelli che probabilmente volevano essere i primi versi. E ho sempre scritto per tutta la mia vita. Quello che mi potrai chiedere adesso è come mai allora pubblichi adesso alla tua veneranda età. È sempre stato il mio giardino segreto. Io ho scritto sempre. Ho fatto da ragazzina un giornalino autoprodotto, si chiamava Prassia, chiuso con i bulloni da metalmeccanico. Si occupava di arte, di teatro, di poesia. Poi ho collaborato con diversi quotidiani, settimanali, mensili, un po' in tutte le aree, dalla cronaca fino alla cronaca nera, anche con qualche televisione nazionale, cultura, esteri. Poi però ho fatto una scelta radicale, che è quella di abbandonare l'Italia per 11 anni, un po' alla Robinson, in un luogo che non aveva né internet, né giornali, né televisioni, un aereo alla settimana, non aveva la posta. Sono stata in Eritrea 11 anni al termine di una guerra trentennale. Nel mio periodo di permanenza ce n'è stata un'altra, quindi in realtà da raccontare ci sarebbe molto. E ho sempre scritto, ma per quanto riguarda la poesia, questo mio giardino segreto, ho avuto da una parte l'abitudine a scrivere costantemente e l'altra a distruggere le poesie che avevo scritto. Un po' zen questa sì, cosa. Addirittura ricordo il giorno prima della mia partenza, dopo più di 10 anni che stavo lì, ho fatto un rogo terribile, perché poi erano la mia vita di quegli anni, finché qualcuno qualche anno fa mi ha E quindi scoperto. siamo al punto di svolta allora, no? Nel racconto c'è di solito l'eroe, a un certo punto succede qualcosa di particolare, e questo forse allora è il punto in cui nasce proprio la poetessa, insomma, che conosciamo adesso, anche se l'hai raccontata proprio dall'inizio. E quindi niente, un'amica, ma perché la maggior parte delle amiche e degli amici non lo sapevano, quindi l'ho sempre tenuto. Lo ha scoperto, mi ha costretto a esibire qualche cosa, a leggerlo, e da allora è venuta fuori anche la poesia, che in effetti mi ha sempre accompagnato, ma per pudore, chiamiamo così, avevo tenuto sempre esclusivamente per me. Allora, bellissima anche questa cosa della distruzione, perché a me ricorda molto lo zen, cioè che una cosa non deve rimanere, non ha una permanenza, anche la poesia a volte è impermanente. Ho letto che comunque è scritto in 2 lingue. Scusate, questa è la porta, questo cigolio che si sente fortissimo. Poetiche entrano. È un libro bilingue. Sì, è un libro bilingue perché io, che non ho mai partecipato, ho pubblicato su diverse riviste, blog, antologie letterarie anche importanti, come quelle curate da Vincenzo Guaracino, che è un grosso nome, una persona veramente cara e squisita, di cultura pressoché illuminata e illimitata. Però non avevo mai partecipato a un concorso letterario. Ho deciso di partecipare a un concorso letterario semplicemente internazionale perché mi piaceva il nome, La piuma di Živograd Zivkovic. E siccome qui al Piccolo Museo avevamo già fatto delle edizioni della piuma sul baratro, così per simpatia ho deciso di mandare delle mie poesie a questo concorso. E chi l'avrebbe mai detto, era la prima volta, e ho vinto conseguendo 2 titoli, anche perché
con il sostegno anche dell'ambasciata italiana. C'erano tantissimi poeti italiani partecipanti, quindi in prima serata ho vinto il titolo di migliore autore italiano del 2019 e poi il primo premio del festival. Il premio consisteva nella selezione di alcune mie poesie e pubblicazione con traduzione a fronte, e questo che vedi è nato questo Libera Nostra Mano, giustamente con un titolo latino che raggiunge tutte le lingue invece, no? Perché è un po' una lingua, essendo morta, però sopravvive a tutte, perché è quella che sta dietro. L'altra lingua allora cos'è? Russo? È bosniaco. Bosniaco. Perché il festival si è tenuto a Zenica, quindi in Bosnia e Erzegovina, e il titolo è stato scelto dall'editore, dal presidente di giuria che mi ha premiato, quello che vedi nella foto di Emir Sokolovic, che tra l'altro è a sua volta un poeta, un drammaturgo, ma soprattutto un poeta, oltre che organizzatore di festival, che in Italia ha ottenuto tantissimi riconoscimenti, è molto, molto conosciuto, ama molto l'Italia. E quindi la selezione è stata compiuta da loro di un certo numero, diverse decine di mie poesie, e anche la scelta del titolo è stata E adesso, visto che abbiamo parlato anche della piuma sul baratro, cioè questa lettura, questo reading di poesia che avete fatto col piccolo museo della poesia, sarebbe bello sentire una tua poesia letta da te. No? Riusciamo a prenderne una da questo Libera Nostra Mano e sentiamo Sabrina proprio. Va bene. Nell'arte poetica. Ti leggerò Pane. Vorrei tenere insieme tutti i pezzi, come il raspo fa con gli acini, e non perdere né gli anni né gli amici, né gli amanti a lungo amati. Continuare a sentire il profumo del bucato di mia madre e del latte a colazione. Ma questa vita ad ogni morso è un pane che si sbriciola. Se l'appoggi un attimo, qualcuno che sparecchia se lo porta via. Sembra quasi una preghiera, ci sta con Libera Nostra Mano. Grazie Sabrina, adesso assisteremo alla presentazione del libro e noi su Radio Raccontiamoci poi avremo modo di ospitarti anche in un'altra rubrica che è l'Alfabeto delle donne, quindi dove ti racconterai proprio come donna, come poetessa. Grazie. Con grande piacere, grazie a voi. Grazie. Sostieni la cultura e la poesia cliccando il tasto Diffondi cultura sul sito radioraccontiamoci.net.